Saluti a tutti os amigos e amigas da Ratiesa Novas. Oggi è cenavara su 5, su mese Capodanni. Seu su l'ompiu, già è sa de 10 puntate de Novas. Insando su seu vedendo un bello tretto de scrovetta de tutti gli eventi che potete scattare girando di Posta Sardigna, ma non scetti eventi. Poi ta Novas esti vinzas un attovio può dare, può presentare il libro su discusu. E in questa puntata io so vuoi dare di un libro bello, speciale, un libro che tiene Sabogi come protagonista. Ma la sai mi presentai s'autora di questo libro, ben agattata Gisella Vacca. Saluti. Salute Miriam. Come ti stai? Bene, un po' di ente galu, però stiamo bene. Bene, sono meda contenta di tenere noi, ospiti de Novas, ma di fatto piacere in meda, poi a Pulligio con grande piacere sul libro tu, casiziere dalla mia voce libera, cose che ho imparato sul canto e sulla vita da di pubblicare il Cenacolo di Ares, e è un libro che sti bessi o hanno passato, giusto? E su 2024. Su 2024, però è un libro d'importo, è un libro che dentro parte pratica, non è parte teorica, però finza esa cosa pratica, è usabile fu dentro di questo libro con Gisella. Ti presento Gisella. Gisella Vacca è originaria di Ovodda. È un'artista poliedrica e versatile, poiché essa fa di cose a metà in sa vita, po traballo, po passione, è cantadora, attore di teatro, di cinema, regista e autora vinzasa di teatro. Esti di attore e interprete de recitals de poesia che esplorano i cantus de sa tradizione e de su mondo, però in una grai culta. La mia voce libera, che esti questo libro, esti su secondo traballo che appustisi de sa raccolta de poesia sulla mia carne morbida che via da bestia sempre con Cenacolo di Ares in suo 2017. Sesi maestra de canto moderno e de teatro musicale in sa scuola civica de musica de Castello. Questo è giusto una sintesi delle cose che vai che hai fatto. Calli è questa cosa, come tu identifica sa de Brusu, calli è su nareso sa ruolo, su titolo che tu narasa quando ti sei presentando. Su titolo non mi aggrada a me da depo narrere. Si mi dimanda sa ale de usta sa osa sa m'aggrada da e Brusu antare. Puite antare este luna o sempre, ma repito, perdonami, però no. puite antare este sa osa i prusu ta cursia da Deus. Sant'Agostino anaia da antare este pregare duar bortas, eppure sino este a preare pomene non liso est un'allegria e mica è bene rantare dunque sa m'aggrada tutto sui cazzo m'aggrada a me però antare este Sa cosa più bella che... più bella e più difficile pure devo sempre ando anto este omente mi spozzere innanti a suo pubblico este più difficile a me da forse si puite può antare serbi di me da sa ossa sa però in ogni caso este sa ossa mi aggrada purus. Beh, esibidi di questo libro, si comprendi che cantai è stessa cosa che ti piace de proso, poi ci funti finza esercizi che tu consigli quando a sa gente che è leggendo sul libro, ma ci usa arrivare, paga a pago. E tata di portavo a scrivere, vatteo su del singhizzo di questo progetto editoriale, e tata di portavo a scrivere questo libro, via da un traballo che tenia sta già in su cadascio, o ci si traballa questo ultimi anni, poi ci funti finza sa punti sparsi, nareuso. E a punti sparsi merbegno puite ando pur sa manco accabao su libro mi venia un'idea e pensavo omente cazzo a ponere omo i cheste tutto in ordine omente cazzo a lo ponere e tanto a po pensavo li ponzo in tutto il suo capitolo li ponzo usta sa riga sa minoredda sa però è un dunattero appunto importante tanto omente la po iscritto questo progetto può narrare sa verità dell'avio pensato una pariga zai insomma una pariga a me da sa Una pariga non so puite
po' era una specie di promemoria posso salunor mio, so, puite cada tanto, aumente cudi, ustu, esercizio, aumente justa, ossa de sa respirazione, esercizio di articolazione, e tanto avevo cominciato a ponere, poi scritto, idee, sa, ossa, sa, e poi a un certo punto babbo meu, pure si di meda anziano, sai, attento uno rutorza, il suo momento andò a serrao tutto, e tanto deo, poi una pariga anno, so, viaggiando sempre a Steddu, a Bidda, mi sono occupata di isso, a un panziao, l'ultimo tratto de sa vita, e un tristura de ponarre pure sicuri vezzu, però è a Sachine appusti sì che sta andando a pensare tenivo bisogno di una ossa bella, poi dopo una morte ovviamente a narrare mi serve di uomo una ossa d'epoca e nascere carchi ossa de nuovo e de bello, e tanto a pigliato sta riga sa e merbegno E te bene tutto. gusta, tutto gusto E che mi ha si fatto scrive. bene Chinza salutare, poi te è stato una specie di ura pure, un po' meno, po' su dolore tenio, un po' Certo. tutto. E questo che se ne rendi, che sti bellumere d'importo, mo si collega da sta seconda pregunta che ti faccio, che è sta relata tua con sta scrittura, con questa attività di te scrivi. Commenti da bivisi tu con questa attività, che è tua attività di fittiana, de ogni dì, che è una cosa, commentasi una tua terapeutica, che ti cura, che ti fai bene. Tutto s'arte, Eh, è una ura, secondo me. Relazione tenzo usi scrittura, non li so, poi te devo, ho sempre scritto litteras, de ando cui minore, per esempio, io so bene a Castello a studiare, cui galo una pilocchetta, ma na mandau, hanno attento me da, mentre si me da fiducia, babbo e mamma mi mandare in no, dessa prima al liceo, però ed io qui no, e qui un tenta ad essere in no, però tenevo una nostalgia de sa vita, de sos amigos, de sa famiglia. Ed io penso, su primo semene esti stato studio e scrivo, zai dettando litteras, per esempio, sa copertina de su libro, usta littera, usta è una littera de manno in meo, puite, tenzo, ustar due littera, sa, puite, hudi, vezzi eddu, ma noi, ed io, ovviamente, onto il suo libro, la vio ufessao e rioja esa cantante e su mi aveva descritto i può dire leggere il suo libro e ha proposto non solamente simbolo puro no usta rigas de mannoi e tanto scrivo litteras però per esempio non ho mai scritto poesias quando fui adolescente mai ho tento usto bisonzo solo a un certo punto Leonardo tutto su ideo cazzo e appocato mescamente ossa de arte mi sono disarribadas arriba non li so posas poesias ma arriba un verso ed è tanto triballo in pizzo de sto verso però su primo semene è sempre un'idea e mi arriba ispirazione non li so de su universo tengo un'idea un po' stramba de sa vita poi te penso su divino tenza bisogno di noi si siamo incarnati un po' poi sperimentare osa se enza un corpus non è possibile caere enza una mente enza un corpus e tanto lo più mente uno dovere commento un traballo, un compito, uno una compito faina. de ustu pure spirituale la penso poi e tanto o mente merbenia goi
mi vergonzavo pure un po' all'inizio, Uita. non li so, poi mi pare scrivere poesia, mi pare una cosa... Poi testi troppo intimo, sa No, scrittura no, di poi te sei poesia. troppo umano, no? Poi Stimanno sei intimo. sicuramente, però quando uno si vuole scrivere poesia, sa manca di bessinti a fuori, sa pensamento, sa ragione su che punti proprio su fungoto, su proprio su intimo, su del no, su tutto, no? Però non la timo, questa ossa non la timo a mi sposare. Una volta anto innanti sa persone Su se questi. i test e scrivere. Certo. E tanto, gai, sono irbegnas, usta sa osa sa, erbegno, usto libro, ed io solo rispondo. A questa zerriata, questa boci che te zerriendi. A proposito de boci, già che sta boci è sta protagonista, poi sta boci è sti libero nel suo titolo del libro tu. Certo. E dunque sta boci in ogni declinazione è sul centro, su dessa ragione cosa tua, del suo traballo tu. Pensando su, e sicuramente tu teni sua risposta che sti bella, appropriata, che sti manna in suo sentito che sti vinza sa tecnica, poi tu traballas con sa voce, però il tarot lo gioca da sa dimensione corporea, fisica dessa voce. Non c'è ti canta scuttauso, ma pure quando sei su leggendi, e sei su leggendi una voce, canti bessi di uno conto, di un romanzo o di uno sapio. Santo, su commenti di bessi di questa dimensione fisica dessa voce. Io no, sempre su Orpus, no este solo su Orpus, però pure sa emozione, se su mente un allunghi de su Orpus. Savo este a rispondere a tutto, este una osa fisica, poi te nasci di Certo, de su claro. Orpus. Però è nasciti pure da questa emozione, poi te si deo so è triste, si deo so allegra, si deo so marria, savo a rispondere a tutto questo, e dunque è solamente una cosa, non si parzi de su Orpus, e quando tu leggi, se quando tu i surta, sa o vies, o vardia, sa un spettacolo puro, ed io creo meda in s'accattarsi dell'arte, e dunque su Orpus che entra sempre. Su corpo c'è questa dimensione emotiva, questa dimensione spirituale che appunto è accappiata, come ti tu. Come Non ci puoi diresti un mente che in un gruppo su No. e E viceversa. savo pure vessuni cantante si antana mescamente usamente, però manca di una ossa troppo importante è su oro, per esempio. Una bella voce, se tu non intendi se indrainto e sta voce, qualche vibrazione, i veniti proprio del su oro non ti... Non ti lascia da nulla, No. non ti narra da nulla. Po' mene, assumanco po' mene ergoi. E che lì è una voce che tu tieni di questa qualità, di questa caratteristica Deo Da sagattao sul libro. E appuite magrada mera, poi può barrare in Sardegna, su povero Andrea Parodi tenia una voce de angelo, dunque sa, non tenere, Galoia non veste una voce in noi non veste. Il suo mondo, per esempio, a me mi aggrada mera questo cantante del Uzbekistan, non li so manca a lunare, Dimash. Dimash tiene una voce, i pare di arriva del suo elo, no una voce, tiene, ovviamente minimo tre so batterò voce i suonissi in armonia, i suca ed è un montone anti-oso, un tutto starbo e se mi Dimash, commuove mera, sì, Dimash, tu scrivi Dimash, puoi tenere un lumene è troppo difficile da... Pensando devo cercare, Dimash del Uzbekistan, no, mi pare sia del Uzbekistan, de usorlo oso. E può barrare in ambito de s'opera, po' mene a pustri de Maria Callas
no, Grande. non va più Gigante. Nemos, però in Sardegna, pure in sa lirica, a me per esempio mi aggrada da Francesco De Muro, non solo mente cantante, però pure omente persone, poi te la visto per esempio i su premio Parodi l'hanno premiato, potuto sa arte sua, in suo mondo, e su è sta barrao uno pizzocco vero, semplice, Mhm. bello, meta bello, Umile. umile, mi sta aggradato meta, non solo mente cantante, ma Questa è un'altra cosa, un'altra caratteristica di importo in un eh, artista, non sti e scetti. poi questa Elena Ledda, e scaende si storia dessa musica in Sardegna, a me ne m'aggrada meda Franca Maso del Ghero, m'aggrada meda sa voce, e sa canzone si anta da puite deo mente Arlezio, a me ne m'aggradano meda sa canzone de sos populos de so mundu, e dunque sa E cantai andona in altra lingua, in altra sapore. lingua, m'aggrada a me da limbas minoritarias, però limbas pur non minoritarias, però i tenzana sono non o mette la pannarre, non normale, sono forse spuite pur noi si tenimos in bidda tenimos su sto sono un po' Certo, culturale, sono un po' corpo aspirato. del glotti. E m'aggrada a me da tutto star limbas. E che li funti in lingua, che tu Per dici di esempio, anche in curdo, in armeno, in greco moderno, però non la sestiono, Tu dici, la fai scelte santo. interpretazione, Sì, interpretazione, però mi impegno me da mi impegno a potentu sempre sa sorte e a po' esposto e penso e sa vita ma dà una direzione pure in questo sentito poi a po' sempre attoviao gente e a po' porzio imparare sa pronuncia, sa lingua de sta gente, per esempio a po' triballando uno regista greco e tanto a po' imparao bene a pronunciare su greco moderno, a po' notu una cantante curda, un gruppo curdo e a po' imparao bene a pronunciare che non è questa facile, canzone. nulla. Oppure una professora armena o notte la no, a me ne m'aggrada questa canzone e tanto a potento pure me da sorte sorte però è puro io penso una maniera di sa vita di ti narrare mira usta este sanda la tua sigila tranquilla e E vai. tu quando sei scrovetto questa passione, questo talento, pensi che accadesi? Quanto anni tenia sta tu? Quando sei scrovetto, poi te questo tu conta, senso De che antare o de cantai, sas de ma cantare. deo coi minore poi tendommo sempre mamma ha sempre isurtau lirica, tenevamo su una radio ehm, però pure sa televisione, sul disco, so, ed io non li so, mente mi so innamorata di questa maniera di cantare. Poi un zio mio mi aveva regalato una raccolta di disco di Maria Callas, usa sarias plus importante, se tanto appunto questa voce è messa entrata proprio Ai. indraito, poi non tenia da una voce solo, tenia sa voce de sos personaggio, se gusto ma T'aveva detto un colpivo mondo. meta. Poi non sempre ergai, però issa tenia da questo talento e tanto ha scoperto questo mondo. Pure si deo non ha pure appocato su conservatorio, però non ha separato sa carriera un po' poi sa carriera operistica è una vita meda difficile ed è pesca eresa sacerdotessa e non potesse un po' poi te m'aggrada a mi fraviare deo tutto si idea di un spettacolo i teliponnere usta canzone usta poesia usta sparaula sa volas presentare è una maniera diversa e poi te deo penso s'opera non può narrare non potete tenere Omo oie, in dir de oie, pur si l'attenta in storia dessa musica, per esempio, non può narrare oie
a si ponnere, a si schierare un principio dessa vita, dessa società, dessa politica, e invece se un stato tipo de arte ti lo permetti, di cui tu e puoi separare sui narrere un sostesto, usa sanzone si scrive o separa e usas paraulas, isopra non lo può descare. Poi già i tensi tutto scritto, che è una specie di... Claro. Claro, non puoi dire bessì, de gusta arrasto. E poi si accappiata direttamente a sa pregunta a pizzus de su titolo. Poi su titolo fai da referenza a s'emancipazione, a sa libertà, finzas a s'autenticità di sa voce, insando su e tornavo Gisella Vacca tem una voce libera. Tanto può comenzare è pure una frase proprio liata a Savò e mente tecnica, poi può andare bene, tocca da tenere una voce libera, fisicamente libera. Erzonarrere i tutto sul muscolo, s'unica forza e tu devi esponnere este i sos addominali, se no i su zucchero, i su gutturo, i sa spalas, no. E tanto ustu este un significato vamos a narrare preciso, tecnico, però veste esa metafora, poi da tenere una voce libera, pomene, non è la può separare a caso su titolo, la può separare poi este a seguire sui sese, a nottica, ringardinare, non so, non li so, de sui tentano di ticare, pensare, credere, io sono sempre stata una persona ribelle, una persona che non ha mai creduto a sa diretto a sa sossa, sai, tanto devo pensare meda. E una volta so un binta luna oppure sul penso, non Non hai difficoltà di Anna, no. che devi espressare a Io. voci, scriendendo, poi te questo libro. Recitando, nendelo, no, io penso sia un dovere di un artista minore o mentamene, prusu de sos mannos i deppana narrere e a si piare esa responsabilità de parolas e surta meda gente su mondo. Io cazzo in proporzione a anto so minore deo, però sormanno so se un dumene depene istionare prus forte. Io due tante più vai. E narai bogi, Gisella, implica una ragione, non scetti a pizzo dessa propria interiorità, di dessa propria identità, però sa capacità di vincere, di si espressare, e sa bogi esti su contraltare, sa trovati dessa scurto. Nosu, fuedausu, cantausu, zerriausu, c'è sempre, di adesso, sempre qualcuno che si scuttata, che si sta scuttendo, mancai, che si risponditi. E tu come ti sei stati capassa di bilanciare in areusu, di equilibrare sa voce, insando questa capacità di espressare con sa scutto in questo libro. Ma mira, non li so, poi te, zai a potento a risposta de persone si danno leggere Tanti donano uno feedback importante, pure persone se non tengono relazione usa musica o su anti è importante per me, pure se editore se hanno deciso di lucrare pure se uno sono due uno de anti non si interessa non de un prende però ma no a me ne sta aggrada un meda pure se de musica non prendo nulla però io penso una cosa sempre resta importante i ti surtene i sarte mescamente poi te devo sempre pure innanzi a uno a un arbessi d'orzo
ti viene sa tentazione o sa luna prena da narrare, di tenere una persona a sala tua e li narrare, mira, è bello, ed io penso di sarte tenza bisogno de che uno ti surtere e ti vardiere e dunque si spero questa cosa si equilibrata, se no non è un scambio, ma è una Certo. imposizione, non è su... Beh, quando scrivo su qualunque cosa che vuoi essere un libro, quando tu chiaramente scrivi una poesia, una canzone, quando interpreti una canzone, tu non sei scetti in unisi o parti nella reso artistica, tecnica, ma sei in dialogo con questa gente che ti sta ascoltando, voi tengunisi Certo. ci deve essere una comunicazione, questa comunicazione passa da possa voci, poi commenti di muovisi, possa facci, poi commenti se si vestita pure, pensando su questo poni di reso in tutto in movimento, tutta una serie di cose accappiate a ascolto, a su dialogo, pensando su... Pure sì, prima di tutto, questa comunicazione, se un domani deve olare indranito e tu deve gestionare un tuo e matessi e di narrare questa cosa, poi te si lucrere, stue, un ben che se pure sosateros dessa importanza di sul sernaende, posso libro ma pure in teatro sonende poi io non cazzo mai essere carchi ossa de mene de artistico un binca da prima è tutto un mene tutto e apposti sì pure sì non è sta rezzia aumente media da gradare non che penso poi te no a mene, po' mene esiste più importante alla era l'iscrivere. A dove fai in questa Io- maniera? Avete voi teniate un valore, senso, uno uno- sentito, fotti. E se tanta libro su me, da sapizzo su dessa voci, non scetti ambito musicali, quei testi, beh sì, sanno passare, mi guardi, ho canne tutto sul libro a pizzo su de Mina, dessa voci de Mina, però se tanto un libro su de filosofia, de linguistica, a pizzo su dessa voci, che funti me, che sigo, che studio sa voci in ambito cinematografico, de importo umano, funti a spezia de referenze sempre. E tu vuoi sul libro vuoi una bella bibliografia a una bella saccabu. longa, poi te m'aggrada a dare ustizzo, si un libro mi sta aggrada, ma che tu bene, e bessun il libro si non suni si propriamente possa No. suni possa vita, però deo belle mai cazzo differenzia intra sa vita sa esistenza normale la mosa muttire mia e sa parte artistica dessa per me nessuno si sa ossa e dunque sa besunir libros in mano a formao omente persone e dunque sa omente artista poi te semus sos artista semus prima di tutto sui semus omente persone se non vada un passaggio non serve da nulla è una cosa falsa Certo, claro. E insando su, si gandi questa regione, calli esti, non areo sono cini punti stetti su me, si immagino, in sa vita tua, però uno a topi umano, personale, con una persona o con più persone che tanti formao, che tanti lassano un marco di importo in sa vita tua, non scetti professionali, artistica, ma vinza sa personali. io penso a scrivere un libro solo adesso certo, questo è dessa vita mia sì. poi te a volte pure una persona a trovare un momento ma da aperto una zenna ed è in quella zenna sua entrata e ha poi scoperto un mondo nuovo e sua entrata ed io a potento meda sorte poi te maestroso pure un maestroso in olisiana ad essere maestroso po' mene da po' a tovia un meda sor maestroso i lumeno in suo libro sono una pericabono
e sono stato so meda importante per me, però per esempio non li so, persone se in mano cambiano sa vita, non li so mente uno spartiacque, non li so mente lo muttire. Per esempio quando ho triballao uso prigionieri de su carcere minorile de Quartuccio meda sanno scae lu nao lu onto il suo libro a Sachine puite mana imparao un montone ossa sa usto spezzocco so Huideo li depio imparare a recitare, però io so mana imparao osa sa meda plus importante sempizio de sa libertà de mente si intende sa libertà non è solo una condizione non sa narrare de vita sino de pensamento e tanto deo tenzo un montone gente a ieli tornare sar grazia sa pure sa minoredda sa e poi sono diventata sa manna sa dunque non posso lumenare insomma sono sul libro so grazia sa però è appunto uno momento so pure una frase io intendio Olande si stradone una in mi ha fatto pensare a carchi ossa e tanto sono andata Pensando su questo è un libro pure per tornare grazie a tutte queste persone, a maestros, maestras, non scetti in ambito artistico, musicale, ma penso di questa vita quotidiana di ogni giorno, che tanti formano, che tanti fatto arrivare. A un mensare di questa famiglia mia, potendo una famiglia in modo permette di essere goi, di essere libera. Non cui sta possibile, sino no, questa capacità di crescere da pilocche, da cui io penso sempre. Lo onto sempre, poi testo una cosa, e mica pure ridere, omo, quando ho tenuto 3 anni, so, e qui in in Castello, quando torna, omo, 3 anni, so, non è un giudizio morale su me, si truccano, si vestono. Io tornavo a Bidda e aperivo la valigia di Sarbambola, sa? Non è sti zoavo, però mi la bardiavo, pensavo a sa pizzinia, non tenzo nostalgia di sa pizzinia, però penso sempre si stetti a puro usto de po torare sar grazia, deo, puite sa pizzinia deo appo da essa pizzinia appo vatiu un montone semene se pure posso si spettacolo mio so e da inde appo piau meda sa ossa sa E moi è tutto se si preparando che all'inco uno spettacolo, se si traballenda che all'inco uno progetto, non si può dire, non si contare che all'inco una cosa. Deo non onto sui tenzo i sorcallassio, so cada artista tene sorcallassio prenos de sonnos de progetto, so, no, po una ragione meda particolare. Poi te deo penso, quando tu e tene mente si nada seste una ossa i sest formande e tanto sta maniendo si una persona pure una persona ti era bene pone dessa energia sua sa, in questa cosa che è diventata attero pure se tu non eri certo. e dunque sa preferzo a di da mantenere guarda po' due no anda bene abbiamo una domanda peregrina però tenzo sempre ossa sa non li so ando a nascere però sempre tenzo ossa sa tu vuoi da me dei scientifici del discorso d'uso della scuola civica di musica di Castello vuoi vai in teatro moderno vai in teatro musicale insando su e che li punti i scientifici antiligio immagino su po' forza obbligato l'ha poi scritto poi a su manco appo un mensao all'iscrivere poi so appustis diventa un libro po' mene prima e tutto po' ordare io so e po'
tu poi te penso, a volte quando tengo problema, ostacolo, se penso, ma si capo superare ustu, poi te non che posso superare ustu, ma tornare a Seusa, si storia tua, e gli dare un valore nuovo a questa storia, ti aiuta a me, dai, questa vita, secondo me. Quali punti si imparano che tu cicca sa de trasmetti ai scienziati tos? Poi te noi ci punti pensa sa esercizio che potevo fare con sa voce. Però uno manca di essere capace di leggere sa musica. Però no, so alunno mio non tutto leggere sa musica, però su un esercizio si deve cazzo in scuola e dunque l'orbiane Tenti, lo reordana, lo so, non se nega. Però l'insegnamento mio non è solo un insegnamento di tecnica, tento di trasmettere a sa ossa, i serbini devono pure un po' sa vita, poi solo un mio sono inizialmente chizzo, so può bene, pure si sono proprio a nord e mene, devo tenzo alunnos de cada edade, e dunque mi aggrada a licare esempio di vita poi te devo linao sempre può andare bene deve vivere bene libero poi te tutto è collegato certo. secondo me tutto è liao una cosa usatera e tanto questo esercizio sono questa parte più facile a Sachine nada sa. Poi te dopo cercavo di mi esercitare di questo esercizio, però io devo tenere una maestra, dove vai, poi mi seguire. Ma vesti internet preno de maestro, so, però non ti possono toare, per esempio, un maestro ti deve pure toare e tu deve toare, su maestro poi ti deve intendere in uve, deve respirare bene, per esempio. Sa prima cosa, no, mira, deo tappa toare, non ti spante se poi no, certo. a suo principio. Come quando vai di ginnastica, che ti devi ok, va bene che sei a fare di bene esercizi, in questo caso pure, devi comprare. Però non sempre sta gordo bene, sa persona te ne sei innanzi, tu vesti una preparazione pure un po' usto. Io adesso è possibile siamo stati con un esercizio con sta voce. Non tengo un piano, no, è possibile. Peccato. Però mi aggrada a me da manco una imoso, mi aggrada a me da vocalizzare su grazie. Grazie, poi testo una parola e mi aggrada a me da. Bella me. E certo. Posso pregare solo una ende grazie. E tanto li scazzo vocalizzo su un grazie, per esempio. È un esercizio di articolazione, puro, poi te a narrare impresse, grazie, mantenere. Sempre, Però è non ero in sadro, no, in sadro è sempre difficile. No, su un'isa sillaba, su un'isi sì, sa stessa. Grazie. Grazie. Sono un po' più sa buca di buoni che da trocchilla da però si può decare, si può pure rallentare. Certo. Sento, ma tu inizi a irci su corso, facendo i vocalizzi, nareuso? No, devo incomincio istionando de sul respiro. Perché sul respiro è la base della vita, la base del suo anti, e dunque posso partire pur sì in questo ultimo anno per esempio li pedo sempre a sus alunnos mios di mi scrivere una lettera in pizzo de savo e soro de esa relazione tene un savo e soro e tanto che non so sa personalità sa maniera de isoso e dunque mi posso ponere innanzi dei soso o mente maestra uno più consapevole di questo perché non è facile non lisso i test più difficile se si tentare di imparare in una scuola pubblica poi te mi capita pure di insegnare in scuola pubblica o si è più difficile a tenere una persona
a solar goi e cari una specie di entrare in s'anima, poi te este ustu a sachine. Tu non hai in suo capitolo respirare. Respirare. Canto esti da importo a respirare. Respirare bene. Respirai bene, tu naras in un modo corretto, non c'è tipo cantai bene, ma poi bivi mellus. Giusto. Punti proprio esprimo linea che potevo leggi del suo capitolo respirare. Perlomeno avete sul respiro, esti sul fondamento della vita, come no, esti fondamentali per uno che fa yoga, certo. Esti proprio sa base. E non solo, pure un po' si scambio esterno. So sprumone se sapere, sono i sos organos e non permettono di scambiare us esterno e dunque sono tutte e due importanti, dunque sul contatto e sul respiro sono importanti per me. Un'altra cosa importante per la voce è l'igiene. L'igiene. Questo è l'ultimo capitolo del suo libro, tutto dedicato a commenti del più su curare la voce. Cicchendi non da viziai, non da imbruttai, poi ti avvinza su fumo, sa cosa buffai. E si pensa sposa vita pure. Sposa vita pure, però questo pure che uno ci pensa, uno manca non ci pensa che questa cosa si può dare un effetto a pizzo della voce, della qualità della voce e della salute della voce. Certo, però per esempio su humo l'ultimo stotto, che è male a su sprumone, se può, non solo per la nicotina, per su monossido di carbonio, però s'alcol per esempio disidrata da questa scorda vocale, dove bada gente vive prima di andare, però poi ti dà questa specie di sensazione di essere ente, però ti fa male e tu devi pensare non anta solo oie o in una pariga annos, però è una cosa po' meda parte della sua vita. Pensando sono come Tom Waits, che ha questa voce. Però la tieni a zai pure, de fumare, de buffare, pensando su, già un altro talento su. No, su maestro mio poi naia da sempre non tocca dalla viziare sapore e naia da sì qualche volta vo sfumate pure uno zigarro non fa nulla, non ne fai mai. Però devi sciricando poi certo. Devi buffare in metà acqua, certo, pure un po' sa vita, no? Pure un po' sa vita, sì. sempre, sti tutto collegato. Sa voce è proprio un fondamento del nostro e tutto, della salute nostra. Arrivando a capo, Gisella, di questa bella regionata pizzuto del sul libro tu, la mia voce è libera, tu torro a mostrare sul libro, cenacolo di Ares, esti su Sadomu de Imprentas, che adesso si sa depi immaginare un recital a pizzuto del sul libro. Quali elementi sono gli antavoi di mancai? Non li so. Poi de satero libro ha pocato un recital, poi te hudi naturale, poi te hurini poesia, e lo cazzo Galoia, l'ha pocato un mese fa, l'ha pocato sulla mia carne morbida, poi te l'ha po'... a popiao anzone se del sul repertorio mio e la sa poliada sa unsas poesias mias e tanto estesi un paraula sa un tavosa sa e tanto estesi una osa un gusto ponare sa verità non lisso apo pensavo qualche volta no de antare deo ma deca erantare so alunno mio però da punto logisticamente è una cosa un po' complicata però non mi serro zen sa deo pure un po' gusto Bene in meta, grazie a Gisella Vacca. Grazie a tu. È stato un piacere in mano.
Chi avarra se moi con me, deo sigo con sta agenda, nareus, sapati de sta agenda de novas, poi ad ogni puntata de novas, c'è sti sapati principali che si intervista, e pizzo su sigo a regodendi, a subrico de novas, che li punti in novas, che li punti se eventus che sapettan a partire de oi, finza sarci da chiedi, poi teneus una, grazie a Dio, teneus in programma eventus medas. Ponnai ca custumeri è tutto e noi ora in su ex convento dei Cappuccini de Viaghe, Bibiana Cau presenta sul libro su San romanzo La levatrice, Salvadora, e tu vai in compagnia de Vanillai. Questa presentata sul libro de Bibiana Cau entra in su festival Entula, che sta paricciato de sozio libero, senzando su chi sesi in piaghe o in questa zona, potesi andare a ascoltare ai noi oras de costumeri a Bibiana Cau. In ambito musicale, due punti eventus manusu. Poi sempre in Sardegna teneo su festival concerto su scisi ben meda, poi traballas in questo ambito scisi cantus concerto su civunti in Sardegna si stati dove esti state 19 edizioni di Sucare il Music Expo che si fa di quest'anno è tutto in su Lazzaretto Sant'Elia de Casteddu, estinguizzato Riseo e sigidi oi su 5 crasi su 6 sempre in su Lazzaretto a partire dai 8 e mezzo del merì con nomini di importo desta scena internazionali rock, non scetti il rock poi oi ad asonai Micah P. Hinson che è un cantautore da importo manumeda de Memphis, Tennessee, e crasi de neuso du nominisi. Uno è su duo trip hop, dream pop de Milano che si serie Up in There e postisi di Bombino. Tu conosci sa Bombino? No. Bombino è un chitarrista, un musicista e su pure eclettico che fa di musica e su esti nigerino però de etnia Tuareg essendo su zona da sa chitarra pensendi ai sonorità di dessa musica dessa terra sua sti bello me da Bombino non scetti sti spaziosuri insando su in concerto oi e crasi su Lazzaretto Sant'Elia con Sucare il Music Expo pondisciri de bruso podesi andare in su giasso de Sucare il che esti voxday.com e si sarà da pure sa de 38 edizioni di su Time in Jazz de Belchidda, questo pure è un attovio che ogni anno si vragidi a Remonai, si serra da oi e crasi con nominisi mannusu, dessa scena jazz e noscetti mondiali, oi in sa casara de Belchidda, oi da sonai Erika Mu, appustisi September Trio e su DJ set de DJ Chris con September Dishes, a partire dai noi oras e crasi sa pianista e vocalist Francesca Tandoi la conosci sa Francesca Tandoi? No, mi pare della intendi fa una cosa bella con suo contrabbassista Stefano Senni a noi oras a seguire ed è meso sai usa macchiai poi va in tua musica de Badai John De Leo del Quinto Rigo che è un progetto che si chiama Jazzabilly Jazzabilly Lovers insomma anta proponi tutti musica del suo repertorio rockabilly rock and roll vinza sa jazz e sti bello meta sicuramente un concerto spazioso e divertente insomma su timeinjazz.it post scoverri questa ultima data adesso Diamond Jazz de Berchida e avarendi in ambito musicale muoveosa a Vidalba poi da Vidalba si serra da crasi edizioni de 4 edizioni di su festival cartoline sonore e questa ultima cartolina sonora si vota ad ascoltare i Vega Trails che avunti un progetto che uni di su talento de due grand nomini di questa scena musicale internazionale uno si chiama Milo Fitzpatrick dei Sportico Quartet chi di zona da questo nomini e Jordan Smart dei Mammal Hands posso ascoltare e poi
andai a Vidalba. Lastima non te ne tempo. No, vero so. Lastima non può andare a tutto su questo. E appunto sempre in questa proprio disi. E stanno io e Crasi, Domenico, sti difficili in me da vodi. Poi impari tutti i sforzi, queste energie, se subiquidati, poi arribai, poi rompe tutto questo logo. Un altro evento musicale che si fa di Cida Chiedi, e stanno su Dregi de Capodanni, è sti rock per Gramsci, che si fa di Avasa. A pure partecipavo. Ah, si una pure volta. picavatti, quando via, quando quasi partecipavo. Me da sanno a Violezio, poi te, sempre Certi stavati. un attore, un'attrice, Ilezene, Una parte de Gramsci, e appunto si veste su gruppo su concerto, rock. su concerto, intanto su quest'anno stavati in Areuso dell'Igidura da vai di Giacomo Casti e da accompagnare Angus Beat e appunto si dice adesso su concerto che inizia da 10 mesi 11 sempre in Savrazza di Santa Maria in Avasa e ci vunti live antasonai Angus Beat, Gesù Now e le Farmers e Saira che è una band de Bologna insomma su esti un attopio d'importo uno scettivo possa batti in Areuso culturali poi sempre Gramsci est in Areuso su Babbo Manno de questo evento però finza sa vostro ambito musicali. Ti piacciono i fumetti? Leggi i fumetti, graphic novel? Zio, ando qui uno po' più giovane, ma non tengo tempo. Ci funzionerà qualcosa se deve fare, è vero? Di leggere mescamente. Ti comprendo. Poi voi amantiosi dei fumetti, dei graphic novels, dove esti questo a Capo de Gida un bel evento, un bello festival casizzeria da tesori a fumetti, mo mi via bessendi su nomi, tesori a fumetti che si vai in Pimentel. Da Pariccia, da su comune de Pimentel, varisi con un assozio e vai in ti impari i nomini dell'ambito, chi fa in fumetto, su autori, autoras, de graphic novel, de fumetto, su vai in Pariccia Antatovius, mostras, e vinces al laboratorio su dedicato a sagenti che divragidi a questo linguaggio. Mentre in Sardegna non va nulla. No. Tenimo No, in Sardegna c'è sti meda. Meda. C'è sti meda sempre da scoprire. Vinces in logo su Bitticus. Commente Pimentel. Su comune impari con s'assozio assonanze. Antaparicciao questa edizione che potevo scoprire tutto su programma in su già su festivaltesoriafumetti.it e poi c'è un bello programma a ricomeda si vai in tutta sa bida de Pimentel in Savrazza Fontana si vai in Domo Piras si vai è un festival itinerante volevo suonare sul centro storico de Pimentel e letteratura e nuvole è il titolo di questa edizione. E si è raso con su cinema, poi su cinema pure fai patti del suo panorama artistico e culturale della Sardegna, tu uscisi bene, poi ti sei fatto pensa a carchi parte in carchi film. E sta fatto la destinazione di Piero Sanna, Treula Babbo di Simone Contu, Treula Babbo pure su Enrico Pau. Jimmy della collina. Entravo la babbo via sta mamma, io cazzo sempre sa mamma. Non prendo qui sempre sa mamma. In suo primo episodio via sta. Sa mamma mala, una mamma mala. Poi ta mala via da. Mala poi te. Ma via sta vita del Pierpaolo Piluto. Eia. Ti via sta spaziata però poi vai con suo film? No, sempre, è un'esperienza pur usta di su cinema mega interessante, pur sì, penso il suo teatro sia pruso vero, non li so mettere li spiegare, tesi già una risposta pro diretta del suo pubblico, un altro tipo di relazione. No, ma via da me da impressionare osa poi te ando a girare questa destinazione poi te sua barrata sempre in questa troupe e parlavamo su una famiglia parlavamo su amigos appustisi tutto si spareggio sono lì omente non
non li so, in su teatro questo non succede. E poi vesto aumento una gerarchia meda Più rigida. rigida, e su cinema e su teatro No. non veste. Sti più fluido. Differenzia sa Mm. i to a una persona di triballa E iniziando se mancano tra Dio, a fuori dai de questa de questa differenza e analogia. Sanno se vi suonare sarà su cinema, poi la prima edizione del suo Orgosolo Film Festival sarà fare in su in sabita di Orgosolo Cida Chiedi a partire dall'11 fino a domenico 14 di Capodanni, e è un festival di importo, poi è dedicato ai film, ai documentari sul lungometraggio su devinzioni cadenti, sa lutta, sa battaglia, sa resistenza, sa denunzia come tema principale, senza esti un festival che ha di portare questa attenzione del suo pubblico, della gente, questo tema che mancava paranta sempre perché Orgosolo è una vita e Orgosolo è meda impegnata in questo sentido, impegnata sempre. È un festival che tiene una banda politica manna concreta, però vince questa banda capace di portare un messaggio forte da questo punto di vista culturale e artistico pure. Insomma, questa è un'iniziativa di RTS, di Radio Televisione Sadra, che è realizzata con il Comune di Orgosolo, la Fondazione di Sardegna, la Regione Autonoma, Medasatrus Sozius, Medasatrus Partner, che formano parte di questo progetto di importo, iniziando in sa pagina Facebook di Orgosolo Film Festival a cattare tutte le informazioni e luego cioè adesso vince il suo programma. Deo Toro, grazie a Gisella Vacca. Grazie a tu, Miriam. Questa bella. Sono meda contenta di questa gestionata. Mi ha fatto troppo piacere e ti consiglio sul libro, La mia voce libera, di Gisella Vacca. Si dovrà sentire Cida Chiedi con un'altra puntata di Novas. Iniziando su grazie, buon numeri. Adios.